Buonasera, questa puntata si intitola Il guaio di chiamarsi Pino perché il protagonista del caso che tratteremo finì in galera e si fece 2 anni essendo stato scambiato con un altro Pino. Ma il dannoso equivoco forse non sarebbe stato così gravido di conseguenze senza la complicità del telefono. Il telefono, sappiamo, ormai è quello che ci serve per mantenere certi contatti, intrecciare amori, fare affari, ma in questo caso possiamo dire che anche la libertà può essere appesa al filo del telefono. L'innocente di questa puntata dunque era colpevole soltanto di chiamarsi Pino e di essere abbonato al telefono. In realtà si faceva chiamare Pino, ma il suo vero nome è Giuseppe Mauriello, un nome che alla maggior parte di voi dice pochissimo, ma che dirà moltissimo quando scoprirete chi è. Per parlare del suo caso, nel quale c'entrano canzoni e sceneggiate napoletana, droga, delitti, musicassette e falsificazioni delle stesse, oltre allo stesso signor Mauriello abbiamo l'avvocato Salvatore Gallina Montana che lo difese davanti al Tribunale di Palermo e il dottor Guido Viola, sostituto procuratore di Milano, che costituirà come al solito il nostro punto di riferimento giuridico. Tra pochi istanti assisterete a un filmato. State attenti perché la chiave dell'inghippo, l'inizio dei guai del signor Mauriello è alla fine, là dove un attore che interpreta in realtà il signor Francesco Paolo Pizzimenti avvicina il signor Mauriello per proporgli un certo affare. Era una sera imprecisata della fine di agosto del 1982 all'Arenella di Palermo. Silenzio per favore, silenzio, grazie, silenzio. Ecco a Pino, eccolo qua Gragnano, grazie Pino. Dal repertorio della canzone napoletana Pino. Canterà per voi la più appassionata delle canzoni, Wappalia! Scedato guaglione malavi che tu sotto tassa e sta serena io sono innamorato di Maracari che a femmina più bella da abbracciare lascia pure stato capo per poi insieme fa sempre cantare ma c'è bevuto un bicchiere perché stanotte voglio indossare sciadata per guaglione e Alla fine del concerto, un ammiratore si avvicina a Pino Mauro e gli propone di cantare in ottobre a Pizzo d'Ossuna. L'accordo è presto fatto, con 2 milioni di anticipo. Pino Mauro non sa che tutti i suoi guai nasceranno da quell'incontro. Non sa che quello sconosciuto che mormora un nome qualsiasi, poi dice che chiamerà come Enzo il siciliano, è Francesco Paolo Pizzimenti, il cui telefono è sotto controllo dai carabinieri che lo sospettano di essere un trafficante di droga. Avrete già riconosciuto il signor Giuseppe Mauriello, altro non è che Pino Mauro, il re della sceneggiata napoletana. Ne parleremo subito dopo la breve interruzione. Signor Pino Mauro, a me non piace quelli che si danno del tu in televisione. Perché? Io le do signor Pino Mauro. No, signor Pino Mauro. No, allora, preferirei Pino proprio. Pino, signor Pino. Visto che me l'ha dato Hawaii questo Pino di San Giuseppe. Chiedi prima di tutto chi è lei meglio di quanto non possa farlo io. Come è cominciato, perché è diventato il re della sceneggiata napoletana. Ma Merola è convinto che lei è il re della sceneggiata napoletana? Dice che è lui, com'è? Sono affari suoi. Affari suoi. Ma lei chi dice? È lei? No, io non ho mai detto Non io l'ha mai sono e non sono. Ma- So soltanto che nasco come cantante nel 56 come cantante e attore, quindi ho iniziato molto prima di 12-13 anni, ma adesso non è questa la... non siamo qui per polemizzare sul... No, se vuole polemizzi. No. Ma
Quindi nascono nel 56 come canale, sono 30 anni e più di carriera, Ma lei è studiando con giovanissimo, sacrificio. quanti anni ha? È meglio che non lo diciamo, signor Zucconi, perché il pubblico vuole sempre, cioè vuole sempre vederti come giovane, Benissimo. anche se chi se qua è giovane da Sposato? 4 chiodi, 4 figli? 3 femmine e un maschio. Allora, qual è stata la sua carriera prima dell'incontro con la ingiustizia? Qual è stata la mia carriera? Sì, i momenti più belli della sua carriera. Il Festival di Napoli, teatro cioè un teatro popolare napoletano, tante canzoni di successo, 50 dischi 50 realizzati con le migliori casi GBS, RCA, Sì, Dis Radio e così via. E ogni anno puntualmente con lo spettacolo di prosa, abbastanza con un discreto successo. Ecco, io ho letto in un'intervista, in una sua dichiarazione, non so se era giusta, che lei a quell'epoca, prima di finire carcerato, guadagnava 6 milioni a sera, è vero? Penso qualcosa in più. Qualcosa in più, benissimo. So che piaceva molto a Totò, lei, Sì, e ha cantato anche Malafede, per sì. Achille Lauro, un comandante, vero? Quindi aveva degli estimatori. certo. Allora, senta, abbiamo visto nel filmato che lei viene avvicinato da questo Francesco Paolo Pizzimenti. Che cosa le chiese? Che cosa le propose? Ma vede, oggi purtroppo, col nascere di queste emittenti radio libere, Sì? e perché lì c'è stato un po', si è guastato un po' l'ambiente Sì. per quanto riguarda i collegamenti tra gli D'accordo. impresari, quindi tutti questi qui che si sono improvvisati, presentatori delle radio libere, si misero a fare gli impresari, organizzavano loro questi spettacoli, quindi era diventato un fatto normalissimo che una persona che si presenta a un cantante è lo scrittore immediatamente. Viene questo signore vicino, si presenta come Enzo, Enzo il siciliano. Enzo siciliano, e mi propone di accettare 2 serate a Palermo col mio spettacolo da tenersi quando avrei debuttato con la sceneggiata. Accetto perché ovviamente il giro si prepara Certo. prima, tutto quanto, accetto questi 2 giorni, anche se lì conoscendo la Bua ed altri impresari come Ruvolo e tutto quanto, però poi ci sono dei contrasti con questi impresari che a volte uno Sì, cerca di evadere, e accetto questa E che cosa le dà in proposta, cambio? mi dà 2 milioni in contanti, In contanti. come anticipo e poi per Certo. concludere. Contratto. Allora, però, succede che nel novembre 82, mentre lei viveva a Ignaro e preparava il suo nuovo spettacolo La Sì. Sfida, anzi l'aveva già incominciato a rappresentare a Torino, a Milano, eccetera, incominciano certe intercettazioni telefoniche. Il telefono di Enzo il Siciliano a Palermo è messo sotto controllo. Vediamo questa ricostruzione. Devi dire alla persona che sono delle statuette che vengono direttamente dal Marocco. Sì, sì, direttamente dal Marocco. Tu mi capisci, vero? Sono del tipo 000. Va bene? Sì, sì, è il tipo di porcellana che è 000. Un tipo di statuetta buonissima. E ti fai sentire tu o qui o da Paolo, ok? Ciao. Sono Enzo il Siciliano, può riferire al signor Mauro che quelle cassette non le ho trovate e che ritelefonerò per riferire ulteriori notizie. Ok?
riassumiamo un momento. Dal telefono di Enzo Siciliano partono 7 telefonate secondo le risultanze processuali, una delle quali arriva nella sua abitazione. Risponde una voce femminile, forse sua moglie, e lui dice: dica a Pino, o anzi dica al signor Mauro, no, che quelle cassette non le ho trovate, non sono nulla. Perché succedeva, mi pare, che c'era in giro delle falsificazioni. Ecco, durante quel periodo io avevo registrato un LP chiamato, cioè intitolato Ciao, Sì. e che andava molto bene come vendita. Cioè. Sì. Quindi c'erano dei falsi che mi distrussero quella... il mercato. Non si guadagnava una lira. Chiesi anche sul mercato di Palermo se era possibile recuperare qualche cassetta falsificata. È tutto qui. Vorrei anche precisare questo, che la mia utenza, cioè il 94 Sì. all'ora 6800, Sì. è scritto sotto tutte le locandine d'Italia, Giusto. manifesti e Di lettere. questo ne parleremo. Oh. Io qui vorrei dirle una cosa, però ricordare una cosa. Lei aveva incaricato di questa ricerca di falsi, di truffe, anche un certo Pollicino, non quello della favola. Io Pollicino mai conosciuto, Mai mai conosciuto. visto in faccia, mai... Sì, non l'avevi incaricato perché A negli nessuno. atti processuali si dice che lei aveva avuto contatto Perfettamente, anche con ecco, Pollicino, questo. che poi finirà Anche in morto giornale, ammazzato, ecco. vero? Mai conosciuto Allora, questo senta, Pollicino. ma vorrei chiedere a Mauro, chi era questo Pino suo omonimo? Questo Pino. Ma dagli atti si dice che Giuseppe Portanova, Pino Portanova. Pino E Portanova, fu arrestato questo Pino? che io sappia, no? Fu interrogato? Dagli atti sì. E come mai non fu arrestato? Era un confidente della Questo polizia? vorrei saperlo anch'io. Era un confidente della polizia? Io non è che lo posso Ho dire, capito. però Lo vorrei suppongo sapere il io. motivo perché Ho capito. al quarto mese si è a conoscenza, anzi, gli stessi carabinieri dicono, in sintesi tutto qua, che non sono in possesso di elementi del Maurillo e del Pino, quindi non possono stabilire che si tratta del Pino di Pino Mauro. sì. Quindi il 26 giugno si trova, gli inquirenti trovano questo Giuseppe Portanova dal nome Pino, lo fermano, gli contestano le stesse cose mie, E poi lo accetta lasciano. di queste contestazioni del numero di telefono suo, dell'appartamento di Roma in via De Rupi, e ha 2 fratelli, è stata ad Urbania e non viene arrestato, Diciamo e io anche- rimango dentro. Diciamo anche che lei non sta a Roma, ma sta in provincia di Salerno, vero? A parte tutto. Oltretutto. Beh, allora io vorrei chiedere... Cioè, al ma dott- poi, vorrei anche dire questo, che in quel momento della telefonata, in ogni telefonata che mi si contestava, io ero a 1000 chilometri sulle tavole di Di ogni teatro palcoscenici. con documentazione. Dottor Viola, quando la magistratura mette sotto controllo un telefono, è possibile non soltanto sapere a chi telefona o che cosa dice colui che telefona, ma è possibile anche sapere a quale numero telefona. Certamente. Ecco, allora, com'è possibile che questo telefono di Portanuova, che è lo 066777 di Roma, venga confuso col telefono di Mauro, che è 081 91 68000? Com'è possibile questo? E questo non lo deve chiedere a me. Posso dirle che quando si dispone un'intercettazione telefonica si sa che il numero intercettato viene registrato e vengono registrate tutte le telefonate in partenza e in arrivo. Ovviamente dal numero di partenza si sanno anche tutti i numeri chiamati. Ho capito, quindi non ci devono essere equivoci. Ci Assolutamente. dobbiamo fermare un momento perché poi vorrei porre la stessa domanda all'avvocato Gallina Montana. Un attimo per la solita pubblicità. Stavamo parlando delle intercettazioni telefoniche che contribuirono all'arresto di Pino Mauro. Avvocato, ma come fu possibile collegare questi 2 telefoni, uno di Napoli o del Salernitano, uno di Roma, lui che veniva chiamato Mauro con quell'altro che veniva chiamato Pino? Come fu possibile questa connessione? Per la verità gli inquirenti partirono da un dato certo, l'arrivo nella utenza della segreteria telefonica di Mauro di una telefonata della quale abbiamo parlato. Quella di Enzo Siciliano. Esattamente. Ipotizzarono, giacché Mauro si chiama Pino, che il Pino di Roma potesse identificarsi nella persona del qui presente nostro amico. Ho capito. In ogni caso, torniamo a lei, Pino. Lei a un certo momento decide, per ragioni sue, di non andare più a quel concerto che le aveva proposto Enzo Siciliano. Esatto. E vuole anche restituire Cioè, non è che l'anticipo che ha non avuto. decisi di non andare perché non volevo D'accordo, non mi mantenere gli interessa. impegni. Lei non va.
E quindi ho restituito come l'importo ed è chiuso lì, senza come dove lo restituisce? firma e importo. Firma che cosa? Perché poi mi si viene accusato Un di aver assegno. messo all'ordine di... Un assegno. Ecco, lei però non mise il nome. Assolutamente. È vero. Dottor Viola, poiché questa mancanza di nome del destinatario, cosa che facciamo tutti delle volte quando diamo un assegno, fu assunta anche come un altro elemento di colpevolezza di prova, ma che male c'è a spiccare un assegno e lasciare il nome in bianco? È reato? È certamente una imperfezione perché la vabbè, legge ma da sull'assegno vuole che sia anche Sì, datato e d'accordo, detto, ma almeno che non si scriva al portatore. un altro settore Quindi però. dovremmo pensare che è un assegno al portatore. Certo, se questo è un solo elemento Sì. o un elemento su cui è stata basata la responsabilità Sì. presunta del signor Mauro, mi sembra molto Un po' poco. perlomeno è molto uno poco. degli elementi. Dalle risultanze processuali io ho letto che a un certo momento, per mantenere la connessione a tutti i costi con Enzo Siciliano, si insinua che Mauriello, o il signor Pino Mauro, abbia speso quei 2 milioni per acquistare droga per se stesso, è vero? Sì, per la chiusura poi come motivazione hanno dato anche questo. Ecco, ma lei aveva Forte. precedenti di acquisto di droga? Che io sappia no. Che lei Io sappia. ho solo precedenti di canzoni, di storie di coltelli e basta. insomma. Storie di coltelli, ma nelle canzoni. Nel teatro. E così si arriva alla fatale sera del 12 dicembre 1982. Signor Mauro? Sì, mi dica. Polizia. E allora? Qua c'è. Ci segue. E ci segue quanto cosa? Non si preoccupi, sono soltanto delle piccole formalità. Informazioni mi tira il braccio, ma... Voi chi siete? Autografo. Siamo ammiratori del signor Mauro. Ammiratori? Ammiratori. Documenti, per favore. Perché? Ma noi non c'entriamo nulla. Che Per cosa favore, vuole? non mi faccia perdere. Va bene, seguiteci anche voi. Ma perché? Ma Abbiamo conosciuto. Che cosa seguite? Ma io ho mia moglie e mio figlio fuori. avvertita, non si preoccupi, è tutto Ma a avvertita posto. di cosa? Cosa ho fatto? Ma certamente c'è uno sbaglio. E la ricostruzione, come tutte, è piuttosto approssimativa, è vero, signor? Manca il bambino. Manca il bambino che era di quella coppia. Però in quell'occasione i giornali scrissero che in lei era stato arrestato un grande boss mafioso sempre in viaggio tra Nuova York, la Scrissero Spagna. anche con titoli grossi, Ecco. canta Napoli e vende droga. E vende droga. Quella notizia non si cancellerà mai Non più. si cancellerà più. Senta, io le voglio chiedere questo, non crede che a contribuire a metterle addosso questa maschera di spietato boss abbia contribuito anche il fatto che lei nelle sceneggiate ha fatto spesso la parte del cattivo? No, assolutamente. A parte il fatto che la parte del cattivo non ho mai fatto, ma ha fatto una parte di Zorro, cioè il giustiziere della, Sì, della non l'ha povera fatto. gente. Ho letto sui giornali che faceva la parte del Non perfido. il cattivo era l'antagonista. Lei invece ha fatto sempre mai l'antagonista. Sempre la parte del buono. Ah sì, La parte del cattivo ha fatto allora qualche- sui giornali c'è un'informazione sbagliata. Senta, Sì, certo. quando lei fu portato prima in caserma, poi a Poggio Reale, chiese l'avvocato, glielo diedero? In caserma? In caserma? Assolutamente No. A Poggio Reale vide l'avvocato? No. Quando vide l'avvocato la prima volta? Io a Palermo dopo 2 mesi e qualcosa. vero, E il avvocato? magistrato quando lo interrogò la prima volta? Magistrato, sì. 15 giorni dopo, quando era Luciardone? Quasi 2 mesi. Quasi 2 mesi. E le contestò i Cioè, reati. Per 2 mesi non ho mai saputo la Non ha mia accusa, saputo. mai di Bene. che si trattasse. Come fu trattato in carcere? Trovò solidarietà tra gli altri carcerati? A Palermo? De gente che, questo lo posso giurare, mi hanno tenuto lì come se fossi un fratello loro. Venne in carcere a trovarla anche Enzo Tortora, o mi sbaglio? Venne a Palermo, ma in una sezione che è all'8ª e non alla 7ª. Ecco. Dai colleghi ebbe prove di amicizia? I colleghi. Colleghi, sì. Ah, sotto questo punto di vista i colleghi mi hanno deluso proprio. Sì. Tutti. Però ho letto che Merola disse, ma quello è un bravo guaglione. Chi è? Merola. E chi è? Mario Merola è uno che canta pure la... Ah, ho Sì. capito, ho capito. E disse, No, un bravo mi guaglione. ricordi che disse che era un bravo guaglione? Dice tu, bravo guaglione. Uno dice di un altro, di un altro artista, un bravo guaglione. Innanzitutto spiega chi è questo bravo guaglione. Sì. Perché bravo guaglione che significa? Io non ho fatto mai ragazzo di nessuno. E né lui può permettersi il lusso che nasco come artista 12 anni prima di dire è un buono guaglione. Bene, non si È chiaro. arrabbi.
Mi dica una cosa, i suoi fratelli l'aiutarono per le spese processuali, per tutto? Assolutamente no. E sono 6 anni che non parlo con mio fratello. L'unico punto di riferimento della sua vita fu sua moglie, è vero? Vediamo questa sua intervista. Come ha vissuto quel periodo? Spiegarlo è impossibile, anche perché mi sono sposata a 17 anni e ho scelto solo il ruolo della mamma e della moglie. Non ho mai capito problemi del genere, trovandomi così all'improvviso, scioccante. Niente, sono grippata. Chi l'ha aiutata in quei momenti? Nessuno. Ha mai avuto qualche dubbio su suo marito? Mai. 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 E quella era la nostra forza. Nessun dubbio, mai. Da bambina la mia famiglia mi ha insegnato tante cose, religione, legge, eccetera, eccetera. E sono tutte cose che io ormai dall'82 non credo più in quello che credevo, neanche oggi, e mai ci crederò. Tutto questo che rappresenta la legge, quella che ti deve proteggere, per me non esiste. Una brava signora, complimenti Mauro. I suoi 4 figli assomigliano alla moglie o a lei? Penso un po' a me, sta invecchiando un po' mia moglie, vedendola così. No, è brava. Mi sono una cosa che mi sono dimenticato di chiederle prima. Insieme con lei, in quell'occasione, il 22 dicembre, fu arrestato anche Enzo il Siciliano? Ma in realtà io non ho mai saputo chi fosse Enzo il Siciliano. Allora lo chiedo all'avvocato, siccome nel processo Enzo il Siciliano poi viene identificato in l'impresario, no? Quello della... come si chiama? Bisogna fare una precisazione. Ecco. Mauro non riuscì immediatamente ad identificare Enzo il Siciliano con l'altro coimputato perché non ne conosceva il cognome. Soltanto alcuni mesi dopo, si disse, vi fu un incontro al carcere e così poterono finalmente rivedersi. Sì, cioè, quando ho saputo... In realtà era Pizzimenti, insomma, quello che gli aveva fatto la famosa offerta. No. Cioè, presumibilmente... vorrei dire questo, che il giudice non mi ha mai detto che Enzo, il siciliano, si trattasse di... Sì, però dagli atti processuali risulta che sì, è lo stesso lì persona. sono venuto a conoscenza. Lei comunque, in mezzo a tutti questi equivoci, resta in carcere e ha lasciato testimonianza di questa sua esperienza in una sceneggiata di cui ora le facciamo una sorpresa, facciamo sentire un pezzo della canzone che lei ha scritto e cantato. E stia vita che carcerista una femmina bella a saperezza pure a libertà e camminando malare a me chiama e m'aspetta e io che sto carcerando una pozza salvare io sto carcerando e mamma muore voglio morire fammi abbassare Dimenticavo di dire che parole e musica sono di Cioffi, l'autore di Nassere Maggio anche. Chiudiamo qui, complimenti a Pino Mauro, ci vediamo subito dopo la interruzione. E signor Mauro, nell'intervallo lei mi ha detto che vuole fare una precisazione. Dottor Tuscolo, cioè, guardando bene gli atti, cioè, vorrei stabilire che la data del primo interrogatorio fu il 3 gennaio, non il 3 40 giorni. Va bene. Allora non farò nessuna domanda sull'iniquità al dottor Viola. No, le cose in ogni giuste. caso, passano i mesi, lei resta in carcere benché si proclami innocente, ma nel frattempo a Palermo
avvengono cose terribili, viene ucciso il giudice Chinnici e inoltre matura un'altra inchiesta su dei delitti che avvengono e che collegano il mondo della droga, della canzone, delle falsificazioni del cassette e che sfiora anche questa vicenda, sfiora anche il signor Pino Mauro. Vedremo come. Vediamo una scheda su quanto accadde. Palermo, città dei 1000 misteri, canta Pino Marchese, che finirà ammazzato. Conosceva Mario Merola, conosceva Pino Mauro, il protagonista della nostra storia. Lo hanno ammazzato dopo averlo evirato. Ma non è il solo morto ammazzato che ha collegamenti certi con questa vicenda. Anche se nel processo che ha condannato 24 imputati per traffico di droga si parla pochissimo di questa serie di delitti. Eppure il mondo in cui i 3 delitti sono maturati è quello che fa da sfondo alla incredibile vicenda di Pino Mauro, che anche lui, come Pino Marchese, cantava canzoni napoletane. Eccolo Pino Marchese, nell'ultima delle sue apparizioni, dinanzi alle telecamere di Canale 21, a Napoli. I Marchese, a Palermo, sono gente di rispetto. Corso dei 1000 è il loro feudo. I morti addebitati alla guerra di mafia, che da anni insanguina il quartiere, non si contano nemmeno più. Ma cosa nascondeva Pino Marchese da spiegare una simile esecuzione che il più classico dei rituali mafiosi riserva ai traditori? Lo hanno mutilato, gli hanno tappato la bocca e lo hanno incaprettato, legandolo mani e piedi, come nelle campagne siciliane s'usa fare con pecore e capretti. Il delitto è del 26 luglio 1982. 3 settimane prima, il 1° luglio, un altro dello stesso mondo che conosceva Pino Marchese e conosceva Pino Mauro fa anche lui la stessa fine, legato e imbavagliato e rinchiuso nel portabagagli di un'auto. Domenico Pollicino era barbiere in via Colonna Rotta a Palermo, ma anche disc jockey in una radio locale. Pino Mauro lo aveva interpellato perché quella radio trasmetteva cassette con le sue canzoni falsificate e in via Colonna Rotta è stato ammazzato il 24 novembre 1984 anche Salvatore Anselmo, terza vittima di questa oscura vicenda. Arrestato, aveva collaborato ai carabinieri e lo avevano accontentato mandandolo agli arresti domiciliari. E qui è stato raggiunto dal killer che lo ha eliminato. Storia di Palermo e di delitti senza colpevoli. Fu interrogato per queste storie, fu sentito? Ma interrogato in dibattimento, sì. Cioè il Presidente volle sapere i rapporti perché dalla copia del processo si legge che ero talmente legato, addirittura mi si dà l'accostamento di padrino mio, insomma, cioè io ho il figlioccio, lui il padrino. Ma come lei, io conoscevo il Marchese soltanto perché a Napoli lo ho aiutato, sì. Gli ho fatto fare qualche particina. Ma non spettacoli. Conosceva il Pollicino? Ma assolutamente. E non conosceva l'altro, mai, che probabilmente sono stati uccisi per aver parlato, per poi avere... vedo uscire un giornale in prima pagina, vita e morti di 2 guappi, e quindi forse il collegamento... Ho capito. Senta, avvocato Gallino Montana, lei quali azioni espletò, che cosa fece per tentare di far uscire dal carcere il suo cliente della cui innocenza era assolutamente certo? Ma io seguì quello che Mauro aveva detto. Innanzitutto fece presente che non poteva essere l'autore di quelle telefonate romane perché la voce o una perizia fonica avrebbe dimostrato che non si trattava della sua persona. Cosa che venne fatta successivamente e si dimostrò assolutamente fondata. La voce... E questo fu chiesto subito, avvocato. Sì, questo l'abbiamo chiesto. Io dissi, vabbè, se questo si tratta della mia voce, mi si faccia subito una perizia fonica. Ma quanto tempo dopo la concessa? 18 mesi. 18 mesi dopo? Un attimo. Contemporaneamente presentammo una serie di testimoni e di documenti dai quali risultava che nel tempo in cui erano state fatte queste telefonate intercettate dalla polizia, Mauro si trovava per un verso a Napoli presso il Teatro Smeraldo
di Milano, quindi alle 20:58 si trovava, aveva lo spettacolo alle ore 21 a Milano, quindi non poteva essere a Roma. Così un'altra telefonata, Mauro si trovava a Napoli perché c'erano delle registrazioni in atto, quindi noi provammo in maniera imperativa che il sospetto sul famoso Pino di Roma non poteva andare avanti e non poteva riferirsi assolutamente le date, gli orari e la documentazione teatrale, borderò, giornale, tutto quanto, non mi potevo trovare a 1000 chilometri mentre recitavo sul palcoscenico del Teatro Smirano. Allora, dei due poli di accusa, uno di sospetto Roma e l'altro che riguardava la telefonata ricevuta dalla sua segreteria telefonica, rimase soltanto il secondo. E su questo noi ci battemmo invano, perché presentammo un ricorso al Tribunale della Libertà che ci fu rigettato, così come pure la Cassazione. Era presidente il dottor Guaia. Sì, ma prima di arrivare a Guaia, nel corso della stessa istruttoria, le nostre ragioni furono accolte dal pubblico ministero, il quale richiese in sede di requisitoria il proscioglimento. Infatti lo vedremo. Invece il giudice istruttore ritenne opportuno che tutto il caso andasse al dibattimento, dove poi il presidente Guaia lo assolse con formula piena. Colui che mi aveva poi rigettato l'istanza del Tribunale della Libertà. Fu presidente del processo. Perché purtroppo mi chiese, ma mi vuole raccontare come lei perché è qui, insomma, ecco. Addirittura lui stupito, e dice, ma come, se lei mi ha impedito di uscire? E qui si parla di Portonove, di Pino di qua, di Pino di là, non... Benissimo, ora ci fermiamo, c'è un altro breve intervallo e poi l'ultima tirata conclusiva. E questo rifiuto del giudice istruttore di prendere in considerazione la dimostrazione che gli offre l'avvocato Galina Montana della inconsistenza delle intercettazioni telefoniche mi fa pensare, Mauro, che ci fosse qualche cos'altro che lei non ha mai saputo. Qualcuno, secondo lei, aveva fatto il suo nome, soffiato il suo nome, sì, da convincere il magistrato della sua colpevolezza? Questo non è da escludere, dottor Zuccone, perché lei sa che nella nostra professione esistono delle rivalità, esistono delle gelosie. Sì, può darsi che qualcuno che sia anche stato invogliato da qualcuno. Dottor Viola, io adesso le chiedo, come giudica questa istruttoria? Non conosco tutto l'incarto processuale, ma da quello che ho visto, da quello che si è sentito, mi sembra che sia un'istruttoria nei confronti del signor Mauro basata proprio su labilissimi elementi. Chiedo scusa se mi intrometto, cioè io devo dire come me la sento, cioè il dottor Di Pisa nell'istruzione di questo mio processo, cioè il processo che riguardava me. Lo vediamo dopo. No, dico, ha lavorato coscienziosamente. Lo vediamo dopo. No, ma io non parlo di coscienziosità o meno, dico, da un punto di vista giuridico mi sembra basata su labili elementi che non assurgono neppure a dignità di prova. Si tratta di un'istruttoria, mi sembra, fondata soprattutto sulla cultura del sospetto. Sulla cultura del sospetto. Senti, dottor Viola, adesso vedremo un'intervista con il dottor Di Pisa, che all'epoca è stato pubblico ministero dell'istruttoria, che è in conflitto, un conflitto legittimo, col giudice istruttore Marcantonio Mottisi, che è quello che invece dice no alla scarcerazione. Ma se di solito, se il PM, che dovrebbe essere quello che fa la parte, tra virgolette, del cattivo, è pronto a concedere la libertà, di solito il giudice istruttore dice di sì. Ma ci sono anche casi in cui... No, ci sono anche casi in cui il giudice istruttore dice di no. E il vero dominus poi del processo, dell'istruttoria formale, è il giudice istruttore. Che poi per fortuna sparirà. Che per fortuna sparirà. E le dico però che a mio avviso qui il vero problema di fondo è la carcerazione sofferta dal signor Mauro. Perché purtroppo il reato per cui è stato imputato prevedeva la carcerazione obbligatoria. Ma se fosse andato al processo a piede libero, per discolparsi da queste ombre che su di lui gravavano, avrebbe convinto immediatamente la Corte, cosa che poi è avvenuto in concreto, è stato assolto dalla Corte d'Assise,
e senza subire la gravissima carcerazione. Con anche che ha danni subito. professionali, oltre che morali, tutto quello che ne è familiari, derivato. E ci mancava che oltretutto poi, dopo 2 anni, ci mancava pure qualche condanna ingiusta, poi ci mancava solo questo. Poteva accadere. Poteva accadere. Poteva accadere. Certamente. Come no, Adesso sentiamo... come è successo col caso Gallo, che poi il fratello... Sentiamo che cosa dice il pubblico ministero di allora, il dottor Di Pisa, da lei citato, in un'intervista raccolta a Palermo. Come era mio preciso dovere, nel trasmettere gli atti al giudice istruttore ho richiesto una serie di accertamenti, in primo luogo una perizia fonica per stabilire se la voce del fantomatico Pino si identificasse in quella del Mauro e inoltre di accertare se sotto le date in cui il Mauro sembrerebbe aver parlato dal telefono si trovava a Roma oppure in altri luoghi. Effettuati questi accertamenti dal giudice istruttore venne fuori dalla perizia fonica che la voce non era quella del Mauriello e dagli accertamenti che in effetti sotto le date delle telefonate il Mauro si trovava in tournée in varie città d'Italia e quindi non a Roma da dove erano state intercettate appunto le telefonate. A questo punto il difensore dell'imputato presenta un'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi alla quale diedi parere favorevole ritenendo che in effetti a seguito degli accertamenti richiesti fossero venuti meno quegli elementi che avevano in un primo momento legittimato l'emissione dell'ordine di cattura. Il giudice istruttore fu però di diverso avviso, rigettò l'istanza di scarcerazione e mantenne lo stato di carcerazione del Mauro. Terminata l'istruzione, gli atti vennero trasmessi a me per le richieste e in quella sede richiesi il proscioglimento del Mauro, quantomeno per insufficienza di prove, dato che qualche dubbio sussisteva ancora circa un assegno emesso dal Mauro a favore di uno dei trafficanti poi condannati dal tribunale. Anche questa volta il giudice istruttore andò di diverso avviso e in difformità alla mia richiesta rinviò a giudizio il Mauro, sempre in stato di detenzione. Celebratosi il dibattimento, io fui il rappresentante dell'accusa in quella sede. Nel corso del dibattimento cercai di approfondire l'unico punto che non mi era ancora del tutto chiaro, cioè quello relativo all'assegno, attraverso delle domande, l'esame di alcuni testi che furono presenti in quel dibattimento e alla fine dell'istruttoria dibattimentale richiesi l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quindi con formula ampiamente liberatoria. Avvocato Gallina, lei ha qualcosa da dire su questa dichiarazione o comunque su quanto siamo venuti dicendo fino adesso? Io ho già detto che l'accusa seguì la pista di chiarezza offerta dalla difesa, ma devo dire che Pino Mauro, più che vittima degli uomini, è vittima di un codice che consente al giudice istruttore di lavorare sugli indizi e sui sospetti. Che noi facciamo la nostra trasmissione. Guardi, le devo dire però qualche cosa di estremamente importante in memoria del presidente Guaia che è morto. Quale giudice del sospetto egli rigettò le mie istanze? Quale giudice del dibattimento, cioè della prova, egli assolse con formula la più ampia dal punto di vista liberatorio. Cioè in istruttoria quando... L'istruttoria è una visione, è il nostro codice che consente alla fase inquisitoria di lavorare su sospetti, mentre alla fase poi del dibattimento, la fase accusatoria, consente di lavorare soltanto sulle prove. E qui le prove naturalmente erano già chiare. Avvocato Viola, senta, vorrei chiedere questo, ma com'è possibile che, dottor Viola, ma lei so che è anche avvocato, quindi ce lo accetti anche questo. Dottor Viola, com'è possibile che una perizia fonica chiesta dall'imputato, richiesta formalizzata dall'avvocato, chiesta dal pubblico ministero venga concessa dopo tanti mesi, quando era il punto dirimente? Purtroppo il giudice istruttore, come ho detto prima, è il dominus dell'istruttoria, decide lui i tempi, i modi e se accettare le richieste della difesa. Oggi purtroppo
Questa è la realtà. E allora io le faccio adesso una domanda che avrei voluto farle dopo. Col nuovo codice di procedura sarebbe stato possibile questo ritardo nella richiesta della perizia? Col nuovo fonica? codice di procedura cambierà completamente il sistema di acquisizione della Sì. prova. Tanto per cominciare sparirà la figura del giudice istruttore, che Ecco. è una figura anomala. Certo. Perché? Perché un giudice, e già questo è un termine che non gli si addice perché è un magistrato inquirente, in effetti è un giudice che cerca la prova, Sì. l'acquisisce, se la valuta. In sostanza si può anche inconsciamente innamorare di una pista Esatto. e rimanere vittima di È un questo. errore in buona fede. È tutto questo Io, sparisce. dottor Zuccone, ma c'è un fatto molto importante, cioè questo giudice che si era ostinato, che per forza mi voleva Sì. tenere sequestrato, va bene? Sì. Cioè quando il 26 giugno sa c'è la perizia o non perizia, quando il 26 giugno 83, dopo 6 mesi, sa che non sono io e che tutto quello che mi si attribuiva non riguardava me ma Giuseppe Portanova, perché non prende dice vabbè, il Mauriello è stato oggetto di queste 7 telefonate, non gli appartengono, via. A che aspettiamo questa perizia fonica? Anche qui. Cioè mi si accusa della Casa di Roma, mi si accusa dell'utenza telefonica, mi si accusa di essere stata ad Urbania, eccetera. Tutte queste prove non già a discolpa ed erano documentate, perché si è ostinato a tenermi per 2 anni? Perché, dottor Viola, non possiamo rispondere? Purtroppo, gliel'ho detto, probabilmente il signor Mauro si è trovato anche con una serie di altri coimputati e il giudice sì. quindi ha dovuto L'affare era cominciare grosso. a valutare le singole posizioni molto più complesse. Lei può rispondere? Precisazione. Ho già parlato di 2 poli accusatori, uno dei quali lo abbiamo completamente distrutto, l'altro invece era credere o non credere. Credere o non credere? Credere o non credere. Il giudice istruttore non ha creduto e ha ritenuto opportuno rinviare al dibattito di carattere generale. La sentenza arriva il 5 aprile 85. Paolo Pizzimenti, Francesco Paolo Pizzimenti, se e in quanto Enzo Siciliano e viene identificato con tanti nomi, insieme con altri viene condannato a 7 anni, però ha interposto appello, adesso è in corso, sarà in corso tra poco il processo d'appello. Il nostro Pino Mauro viene completamente assolto, no? Per non aver commesso il fatto. E tutto questo chi lo sa? Ecco, aspetti un momento, le darò la parola. Vorrei dire una cosa. Io ricevo moltissime lettere e telefonate di gente, anche dal carcere, che dice io sono in carcere innocente. Occupatevi del mio caso. Non posso farlo, non possiamo sostituirci ai tribunali, alla polizia, non possiamo fare noi delle istruttorie. Tutto quello che posso fare è scrivere una lettera al Ministro di Grazia e Giustizia perché la riforma del codice di procedura venga attuata. Mentre io scrivo la lettera, signor Mauro, io le do la parola per dire quello che vuole. Comunque, nonostante l'assoluzione con formula piena, c'è ancora tanta gente che non è ancora documentata, cioè non è a conoscenza che Pino Mauro non è a libertà, ma pensa che sia ancora in galera. Tutto questo è per la stampa perché non ha dato lo stesso grandezza della notizia di partenza e poi addirittura andando all'estero che chiamano il terminale e succede la guerra perché dice dove vuole andare lei? Con associazione 75 e tutto questo uno dice, è mai possibile? Almeno aggiornate i terminali. Va bene. Allora io ho terminato la lettera e scrivo così al Ministro di Grazia e Giustizia, senatore Vassalli, eccetera. Signor Ministro, dalle puntate di Sono Innocente risulta con sempre maggior chiarezza che l'errore giudiziario si annida soprattutto nell'istruttoria. Quell'istruttoria segreta e inquisitoria che continua. Contro la riforma della procedura del codice penale, che cancella questo residuo medievale, si sta orchestrando una grande manovra, da lei stesso più volte denunciata, per ritardarne l'applicazione. A nome di tutti coloro che mi scrivono invocando giustizia, la prego di resistere a quelle pressioni e di fare in modo che le strutture necessarie al nuovo corso di giustizia vengano apprestate in tempo. Grazie, cordialità, eccetera. Io l'imbuco nella nostra consueta cassetta delle lettere, efficientissima, l'avete vista. Ecco. E vi do appuntamento per la prossima settimana, alla stessa ora, sulla stessa rete, al fine di ascoltare un'altra incredibile storia vera. Grazie e buon proseguimento di serata.
Sono innocente vi è stato presentato da